Buongiorno Sicilia, sono le 7:26 in punto e ci siamo anche oggi per il consueto programma che ci permette di iniziare la giornata insieme a tutti voi che ci seguite qui su Antenna Sicilia. Il buongiorno da Roberta Lunghi e naturalmente da Angelo Gagliano. Buongiorno Roberta, buongiorno a chi ci segue da casa, buon risveglio. Allora, Angelo è già pronto con le prime pagine dei giornali, fra poco ovviamente daremo spazio a lui perché come sempre Buongiorno Sicilia vi permette insomma di leggere un po' quello che è il filo conduttore, no? Delle prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali e poi naturalmente tanti ospiti, tanti approfondimenti, tante notizie. Oggi devo dire temi diversi ma estremamente interessanti perché a pochi giorni dal 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio torneremo appunto in Via D'Amelio grazie a un sogno che vuole realizzare il fratello del giudice scomparso. Ci collegheremo infatti con Salvatore Borsellino che ha il sogno di realizzare proprio lì il giardino della memoria. Poi guide turistiche a Catania in difficoltà un po' per quelli che sono i siti da far visitare ai tanti turisti che raggiungono la città ma che raggiungono in generale Risola. E poi uno strumento meraviglioso che è un po' il viatico come nome, mettiamola così, per conoscere tanti strumenti musicali che caratterizzano il mondo, le varie etnie. Parleremo della 14esima edizione del Marranzano World Festival, quindi rimanete con noi, poi il collegamento con Marco Amato, tanta musica e tante curiosità. Ma partiamo proprio dall'informazione che ha contraddistinto peraltro la giornata che ci siamo lasciati alle spalle, anche se sono temi che ci ritroveremo strada facendo. Primo fra tutti la questione dei voli aerei che collegano la Sicilia. Diciamo che non c'è pace e dopo la soluzione apparentemente trovata con Aero Italia, questo vettore interrompe la sua attività con Forlì. Dall'aeroporto dicono no, sono inefficienti, dalla compagnia aerea dicono invece sono tratte non remunerative. Insomma è un braccio di ferro, ma alla fine poco importa, ciò che conta è il risultato, che ci spiega in questo servizio Tonino De Mana. Non bastava il caro voli sui cieli siciliani, rompe il caso Forlì. Prima il costo di un biglietto che si impenna, poi lo stop, si legge nella nota della società che gestisce lo scalo, per gravi e continue inadempienze nelle tratte per Lampedusa, Comiso e Pantelleria. Forlì Airport chiude ad Aero Italia, ma la compagnia non ci sta e ribatte, puntando il dito contro la Gotofly ed annunciando a sua volta azioni legali. La compagnia aerea fortemente voluta dal governatore Schifani per fronteggiare il caro voli in Sicilia, al tempo stesso per rompere il duopolio Ryanair-ITA, torna sotto i riflettori, anche se la D Gaetano Intrieri precisa: i voli erano operati con un ATR della compagnia Air Connect. Di fatto abbiamo visto che questi voli non erano remunerativi, c'erano pochi passeggeri, abbiamo più volte provato a invitare il tour operator a rivedere i piani, a rivedere il network. Purtroppo non siamo stati ascoltati malgrado varie email e vari incontri e quindi ieri mattina abbiamo deciso noi di cancellare il contratto. Quindi è falso che siano stati loro a risolvere il contratto. Già questa mattina dal sito di Aero Italia sono scomparsi tutti i collegamenti siciliani con lo scalo romagnolo, compreso il famoso Catania-Forlì, che venerdì 30 giugno, partenza da Fontanarossa alle 16:15 ed arrivo alle 18:15, sarebbe addirittura giunto a costare 499,99 centesimi. Sarebbe perché di fatto il volo non c'è più. Con partenze da Catania e dal menù delle varie destinazioni, come si vede, restano in rigoroso ordine alfabetico Bacău, Romania, Bologna, Bucarest, Romania, Milano, Bergamo, Orio al Serio, Olbia e Roma Fiumicino. L'unico volo attivo per Orio al Serio oggi è di 179,99 per poi scendere a 119 euro il 28 giugno e a 84 euro il 30 giugno. Più economici i voli di luglio, nella stessa tratta si viaggia anche a 24,99 e 34,99, costano molto di più invece i collegamenti in senso inverso dallo scalo bergamasco alla Sicilia, con punte di 149,99 il 1 luglio per un viaggio di solo andata. Facile immaginare che con le ferie ed i rientri in molti saranno diretti in Sicilia e di conseguenza il costo dei biglietti aerei risenta da logiche di mercato, un po' come accade nei periodi natalizi e pasquali quando i prezzi si impennano. Molto più competitivi i voli da Palermo, anche se, occorre ribadirlo, le tariffe non dipendono dalle società aeroportuali ma dalle compagnie.
E sicuramente sentiremo ancora parlare del caso di Enrico Lombardo, l'uomo morto durante un fermo appunto dei carabinieri durante l'ottobre del 2019. Per i familiari si profila la possibilità che si possa parlare di un nuovo caso Cucchi. La ex moglie parla di un corpo martoriato che non può essere morto per infarto. Ieri i familiari hanno esultato perché dalla Cassazione arriva nuovamente la possibilità di andare a processo. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Messina. Sentiamo. Il caso di Enrico Lombardo, l'uomo di 42 anni morto nella notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2019 durante un fermo dei carabinieri a Spadafora in provincia di Messina, torna al Tribunale di Messina. La Corte di Cassazione infatti ha deciso di rinviare gli atti al giudice monocratico che dovrà fissare un'udienza nella quale si discuterà della seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e verrà presa una decisione in merito. La famiglia, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardo, confidano adesso in un nuovo processo. Sicuramente il corpo parla chiaramente, Enrico non è morto per un infarto perché il corpo è completamente martoriato, testa spaccata in più punti, escoriazioni multiple, è un corpo che veramente fa molta impressione. La decisione della Cassazione come l'avete presa? Guardi, ancora adesso riesco a parlare a malapena, mi creda, sono felicissima anche per mia figlia che oggi piangeva dalla gioia finalmente. La decisione della Cassazione è stata presa dopo un ricorso riqualificato dalla stessa Corte in reclamo presentato dall'avvocato Pietro Pollicino, legale dei familiari. Lascia uno spiraglio aperto per verificare se effettivamente le indagini svolte dalla Procura di Messina siano state fatte in maniera compiuta e non è stato tralasciato alcunché. A parere della famiglia vi sono degli aspetti da vagliare con riferimento anche, ribadisco, alle tracce di sangue sul manganello, alla ricostruzione dei fatti e della colluttazione e anche al perché è stata utilizzata dell'acqua per lavare le tracce di sangue sul selciato dove si era svolta la colluttazione. Nei giorni scorsi, proprio in concomitanza con la discussione del ricorso, la famiglia e le associazioni a buon diritto, Amnesty International, supportate dalla senatrice Ilaria Cucchi, avevano manifestato sotto la sede della Corte di Cassazione per accendere i fari sulla vicenda. La vicenda resta ovviamente con i fari accesi, lo abbiamo fatto noi nelle edizioni dei nostri telegiornali, lo fanno i quotidiani e per questo do la parola ad Angelo, insomma cominciamo proprio da qui Angelo. Sì, grazie Roberta, partiamo con le pagine interne di Repubblica Palermo perché l'edizione palermitana scrive, lo stiamo già per vedere, morì in strada dopo il fermo, il caso può riaprirsi, Enrico Lombardo morì a Spadafora dopo essere stato bloccato dai carabinieri in strada. La Cassazione ha disposto lo stop all'archiviazione. Questa è la foto della vittima, della persona morta, 42 anni, vedremo quali saranno gli sviluppi. Allora, visto che siamo sulle pagine di Repubblica, direi di continuare la lettura proprio dell'edizione palermitana di Repubblica e vediamo la prima pagina con il mare negato. Vedete questo pneumatico, questo copertone e dentro si vede come fosse un oblò il mare e l'inquinamento è quello che viene evidenziato. Quello di Sferrocavallo non è il primo dei divieti di balneazione che spuntano come funghi sulle principali spiagge della Sicilia. Off limits, 45 km di costa di tutta l'isola dove non si può fare il bagno a causa dei liquami, la metà nel Palermitano da Carini alla costa sud della città. Questa dunque il mare che viene negato non solo ai siciliani ma a chi viene nella nostra regione per godersi qualche giorno di vacanze. Poi la visita, vedete, accompagnata da una foto, Mattarella e Re Felipe in giro per Palermo, cattedrale Quattro Canti con il naso all'insù. Nella foto, come possiamo vedere, insomma, sono descritti come turisti, il re di Spagna Felipe V insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche quello del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa in una tappa del Giro in centro proprio nella giornata di ieri. Ma ci sono poi altre notizie, c'è la politica soprattutto, la maggioranza è divisa sulla norma Taormina, la finanziaria a metà scatena un po' tutti e su questo direi di
tornare a proposito di fatti che riguardano la nostra regione, la politica, con l'approvazione della legge finanziaria, i regionali, i sindaci, il CAS, gli scontenti della manovra e Taormina divide ancora. Il testo venuto fuori dalla Commissione Bilancio contemplava 52 articoli, mercoledì ne hanno ammessi al voto solo 21. Insomma, si continua ancora a fare il braccio di ferro, si torna a parlare anche di Sis, di scontro Schifani-Fratelli d'Italia sul turismo, un tema questo che ritroviamo anche su altre pagine. Lasciamo allora Repubblica Palermo, siamo adesso sulla prima intanto della Sicilia, come possiamo osservare il titolo intanto principale stamattina sulla Sicilia, i due titoli come sempre perché la Sicilia ha due fatti importanti in primo piano. Si parte con Ustica, buco nero, altra archiviazione, la strage del DC9 a 43 anni dalla tragedia, i PM romani costretti a gettare la spugna, la guerra dei cieli e i silenzi di Francia e Stati Uniti. E poi ancora, vedete, state buoni se potete, scrive con la fotonotizia il riferimento evidentemente alla vicenda di Rovigo, dopo il 9 in condotta ai bulli di Rovigo che hanno sparato all'insegnante. Il ministro Valditara invita gli ispettori e annuncia nuovi metodi di valutazione. Cercheremo di capire magari quali sono questi nuovi metodi di valutazione. Poi si parla ancora di sviluppo della nostra Sicilia, insularità, ponte, regionalismo. Schifani rilancia sul caso Sicilia e c'è anche qui richiamo a Sisi, fondi agli albergatori, e Palazzo d'Orleans indaga sulla revoca. Qualche accenno anche a quelli che sono i fatti internazionali. Dietro front del ribelle Prigozhin, non volevo fare il colpo di Stato. Questo sulla prima pagina della Sicilia, che poi ha due altre notizie che hanno a che vedere con la cronaca giudiziaria. Il processo d'appello intanto a Caltanissetta, dossier video di Montante per ricattare i suoi nemici, e la Cassazione che rinvia gli atti, possibile caso Cucchi, decisione a Messina, ma è uno spiraglio. Ne abbiamo parlato già, vedendo non solo il servizio ma anche le pagine interne del quotidiano Repubblica, l'edizione di Palermo. Adesso ci addentriamo nelle pagine invece interne della Sicilia, con la strage di Ustica, una strage, dice la Sicilia, senza verità, i PM costretti ad archiviare la nuova inchiesta. Le perizie parlano di un missile, l'impenetrabile silenzio di Francia e Stati Uniti. Dunque vedremo se ci sarà una nuova inchiesta, se ci sarà un nuovo processo. Al momento però questo è stato archiviato. Ancora fatti che riguardano la nostra regione hanno a che vedere con l'Europa. C'è il no dell'Italia all'eurofregatura. Il nostro paese, a proposito della pesca, è l'unico a opporsi, niente unanimità per le conclusioni del Consiglio. E leggiamo un po'. L'Italia si oppone in solitudine alle conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea sul pacchetto pesca e comincia con passo da maratoneta alla lunga corsa contro il piano proprio europeo per il ripristino degli ecosistemi marini, che del pacchetto è parte più significativa, mantenendo gli impegni presi con le marinerie in mobilitazione e i rappresentanti del settore. Insomma, si cerca di tutelare quella che le maestranze, insomma i pescatori soprattutto cercano di difendere la pesca a strascico, che l'Unione Europea vuole assolutamente abolire. Da una notizia all'altra, adesso siamo alla pagina di Catania, che la Sicilia dedica ogni giorno al capoluogo etneo. Si parla di incendi pronti al piano di difesa. C'è stato in prefettura un incontro e sono stati predisposti tutti gli interventi che coinvolgeranno fattivamente 58 comuni della provincia, scerbature, ma pure squadre di intervento all'Oasi del Simeto. E poi possiamo vedere qualche notizia anche di cronaca, perché ne abbiamo parlato, ce ne siamo occupati ieri ai nostri telegiornali, la corsa clandestina di cavalli, il video postato su TikTok. Sono state incastrate 5 persone da questo video, i carabinieri hanno denunciato i 2 fantini, i 2 organizzatori e un altro uomo coinvolti in questa gara del 12 giugno scorso. Questa dunque la situazione. Poi
ti do una notizia che riguarda il mondo del lavoro, ma soprattutto le donne. Una curiosità, che mette in evidenza proprio il quotidiano La Sicilia: parole e gesti di troppo inquinano l'ufficio e il 22% delle donne subisce contatti sgraditi. Il report della Fondazione Libellula: molte sopportano molestie e disagi che passano anche da un linguaggio volgare. Questo è quanto mette in evidenza stamattina il quotidiano La Sicilia. Lasciamolo, adesso siamo al giornale di Sicilia, prima pagina, che è dedicata a quelli che sono i contributi a raffica elargiti dall'ARS. Un'altra raffica di contributi, scrive per l'appunto il giornale di Sicilia: sagre, festival, convegni, tornei sportivi sostenuti a insindacabile giudizio del Presidente. Così la Paternò del Meloniano al Vagno fa il pieno, una decina di assegni che sono stati staccati. Anche qui torna Sisili, Fratelli d'Italia a difendere le scelte dell'assessore, mentre Schifani parla ancora della Sicilia che è appesantita dalla insularità, 6 miliardi di danni per la nostra regione. Poi c'è un report piuttosto importante: nel 2022 sono state registrate 50 intimidazioni. Gli amministratori sono, a proposito di amministratori minacciati, l'isola, cioè la Sicilia, è prima in questa particolarissima e chiaramente scomoda classifica. Finanza sostenibile, il re di Spagna e Mattarella a Palermo. Abbiamo visto prima anche la foto dei due proprio tra le vie del capoluogo siciliano. A Strasburgo, migranti dall'Unione Europea critica all'Italia, cambi registro sui salvataggi. C'è una notizia di cronaca: un assalto alle poste che è stato sventato in 3 intercettati e presi, è fallito il colpo all'uditore. E poi: volevo salvare la Wagner, sono le parole del generale, diciamo così, della Wagner, del comandante della Wagner, che ieri è tornato a farsi sentire. Ma che golpe contro Putin, così dice. Intanto ieri c'è stato anche un messaggio del capo del Cremlino. Siamo adesso alla prima pagina invece della Gazzetta del Sud, la vediamo immediatamente, tempo di andare a trovarla, eccola qui. Schifani, l'apertura parla di più risorse alla Sicilia. Ponte, oggi torna intanto a riunirsi la società Stretto. Salvini: è una data storica. All'ARS continua la saga, l'abbiamo sentito, dei contributi a pioggia. Giunta azzerata Giardini Naxos. Stracuzzi ufficializza gli assessori tecnici. Stiamo parlando evidentemente del messinese, così come a Lipari. Movida, giro di vite con nuove regole per i locali pubblici. E anche qui vedi in alto: morì dopo il fermo. Il caso non è chiuso. Il 42enne di Spadafora, Enrico Lombardo, alla Cassazione ha accolto il ricorso che è stato presentato dai familiari della vittima, invita e rinviato gli atti al Tribunale di Messina. La moglie, l'abbiamo sentita, giustizia fatta. Siamo in orario, ti restituisco per adesso la linea. Solo per darla una brevissima pausa, torniamo tra poco con la lettura dei quotidiani nazionali. Ancora buongiorno Sicilia, e ancora la lettura dei quotidiani. Continuiamo naturalmente a sfogliare le prime pagine, intanto con Repubblica. Angelo. Sì, ricominciamo allora. È la prima pagina di Repubblica, quella che stiamo già vedendo, eccola qui. Il diktat di Putin, la partita per il potere a Mosca, ultimatum ai mercenari della Wagner: unitevi all'esercito o riparate in Bielorussia, ogni tentativo di insurrezione fallirà, dice Putin, messo al bando dal Cremlino. Riappare comunque anche Prigozhin: non cercavamo il golpe, ma le accuse contro di lui non sono cadute. Intanto la controffensiva ucraina supera il Dnipro, testa di ponte a Kherson, quindi insomma si combatte sul terreno, continua la battaglia per riconquistare da parte ucraina i territori persi. Il commento di Paolo Garimberti: i muscoli dello zar. L'invito evidentemente ad approfondire e leggere. Poi la storia: trucidati a 16 anni, Tiran e Mikita morti da partigiani. E ancora vedete l'ultima udienza di Mussolini
Mussolini, la caduta 80 anni dopo, cronache della fine del fascismo. Foto, notizia, settembre 1943, Benito Mussolini a Campo Imperatore sul Gran Sasso. Ma ci sono altre notizie amministrative con le elezioni in Molise. La destra vince anche in Molise, parte male l'intesa tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Open to Visibilia, l'inverno di Sant'Acché. E poi cade l'ergastolo, Cospito esulta, sconterà 23 anni. Questo è dunque la sentenza che ha in qualche modo rivisto la sua posizione per un attentato ad una caserma, a una scuola di carabinieri. Adesso invece andiamo alla Corriere della Sera. Torna Putin, non ci spaccherete. Il leader russo: avrei soffocato la rivolta, tra i Wagner anche i patrioti. Prigozhin: non era un golpe. Intanto Washington: noi non siamo coinvolti. La telefonata di Biden a Palazzo Chigi: l'esercito ucraino avanza e supera, come detto, il fiume Dnipro. E leggiamo ancora invece ieri l'intervento del Presidente del Consiglio, la Meloni, nella giornata contro le droghe. Droga, Meloni contestata, non mi fermo, basta lassismo, queste le sue parole. Poi le regionali in Molise, anche il Molise al centro-destra. Foto, notizia, questa sta facendo il giro del mondo perché è il caso di un turista che ha sfregiato il Colosseo, incide il nome della fidanzata, il video in rete, il ministro Sangiuliano va trovato e punito, adesso rischia anche il carcere. Come detto, la vicenda Cospito, i giudici ricalcolano la sua pena, niente ergastolo all'anarchico, 23 anni, condannato nel processo sull'attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano, ricalcolato in appello la pena, la procura generale aveva insistito per l'ergastolo. E questo dunque per quanto riguarda Cospito. Però c'è una notizia, un aggiornamento per la vicenda del youtuber, la morte di Manuel, bambino di 5 anni, viaggiavano secondo la perizia, e dunque si hanno i primi risultati, a 124 km all'ora. Questo è il risultato. Il SUV che ha travolto e ucciso il piccolo Manuel correva a 124 km all'ora, e quanto emerge dall'ordinanza del GIP Di Pietro può rifarlo. Per questo è scattato anche il provvedimento degli arresti domiciliari. Dalla prima pagina del Corriere siamo adesso alla Stampa. Anche qui si parla di Russia, tregua tra Putin e Wagner, lo zar, i ribelli si arruolino nell'esercito, vadano in Bielorussia. Prigozhin: il mio non era un golpe, le grandi manovre per il vertice della NATO, Stoltenberg verso la riconferma a tempo. E intanto Biden ha chiamato anche la Meloni. Come sempre sulla Stampa in prima c'è sempre una fotonotizia, c'è una foto e vedete le due immagini, da una parte c'è Prigozhin, dall'altra c'è Putin associati, il gioco delle ombre, scrive il quotidiano di Torino. Il presidente e il capo militare spariscono e poi all'improvviso sono ricomparsi quasi nello stesso momento. L'intervista al ministro dell'istruzione Valditara: a scuola mai più sospensioni, si pensa a dei lavori socialmente utili anziché diciamo alle sospensioni. Possiamo approfondire: una scuola dove bulli e violenti non verranno sospesi ma andranno a svolgere attività di solidarietà, una scuola dove il voto in condotta avrà maggiore valore, dove lo Stato si costituirà parte civile nelle cause in cui si discuteranno episodi di aggressioni perché rappresentano un danno di immagine alla scuola, e dove la maturità potrebbe non essere molto diversa da quella attuale nonostante quello che chiedono i rappresentanti degli studenti. Insomma, vedremo se poi alla fine ci sarà questa riforma così come pensata e anticipata dal ministro. E poi parliamo di pensioni. In pensione con 41 anni di contributi. Il piano del governo non conterrà più l'età, rottura con CGIL e UIL, vertici inutili, così dicono i sindacati dopo questo incontro che c'è stato, il primo incontro con il governo. Adesso siamo ad Avvenire. Anche qui pensa il quotidiano dei vescovi
vescovi a Mosca è lotta di potere. Discorso di Putin alla nazione, la Russia non si è spaccata, Wagner ha quasi tutti patrioti, ma non cadono teste per il momento. Messaggio anche di Prigozhin: volevo salvare la milizia, non fare un golpe, gli USA non stiamo interferendo. Questa è la posizione di Washington. E poi le croci sulle vette, quei segni di fede, il CAI, la politica e il sentire diffuso. C'è stata una polemica proprio sulle croci in vetta alle nostre montagne. Meloni contro la droga, lotta senza quartiere e basta con le serie TV che la esaltano, questa la sua posizione. Poi ancora per la politica, sul MES sarà rinvio e in Molise stravince il centrodestra. Lasciamo Avvenire, siamo adesso al Sole 24 Ore. Materie prime critiche, intesa 3 con l'Italia per tutelare l'industria, produzioni strategiche, cooperazione con Francia e Germania per estrarre, e ancora lavorazione e riciclo. Insomma, si cerca una maggiore sinergia fra i paesi europei. Poi ancora ok al salvataggio di Eurovita, portafoglio diviso in 5 parti, parliamo di assicurazioni, operazione da 500 milioni per Intesa Vita, Generali, Poste, Unipol e Allianz. Ancora parliamo di una prima frenata nelle costruzioni, meno 1,5 con lo stop al super bonus. Questo il dato che viene riportato dal Sole 24 Ore, che come sempre poi ha anche dei riferimenti ai fatti che arrivano dal mondo. Anche qui si parla di quanto accade in Russia. Putin: non sono riusciti a spaccare il paese, i tentativi di creare disordine interni falliranno. Questa la sua posizione. Adesso il Messaggero, quotidiano di Roma, apre con la politica, in taglio alto, Molise, il centrodestra a valanga sull'asse PD Movimento 5 Stelle, ritroviamo anche qui Putin, sfiorata la guerra civile, lo zar in TV, rivolta criminale, abbiamo salvato la Russia e ringrazia chi non ha tradito. Poi Prigozhin: non era un golpe, il Cremlino lo braccava, processato, colloquio tra Biden e la Meloni. Le pensioni per le donne, scivola a 60 anni, il governo cerca i fondi, spunta anche l'ipotesi di quota 41 per tutti con l'assegno calcolato con il contributivo. Staremo a vedere che cosa succederà a proposito di questo. E poi stop entro il 2030, pesca a strascico, arriva il divieto dell'Unione Europea, solo l'Italia ha detto no nel corso della votazione. Anche qui, scritta al Colosseo, scatta la caccia al turisto vandalo, incastrato da un video che è stato pubblicato fra le altre cose in rete. Adesso vediamo anche il Giornale. Meloni antidroga, basta spacciatori eroi, Premier contro la legalizzazione, narrazione sbagliata, le serie TV insegnano che gli stupefacenti non fanno male. Questa è la posizione del Presidente del Consiglio. Leggiamo anche il titolo dell'Unità: Meloni stravince a Campobasso ma perde Washington. Questa è la sintesi dell'Unità sulla sua prima pagina. Il Fatto Quotidiano: Santanchè, conti e bugie, i 10 punti che deve spiegare le domande del Fatto Quotidiano, lo scandalo visibile, debiti con il fisco, i conti truccati. Insomma, il ministro parlerà in TV. Abbiamo Il Tempo per dire ancora che Putin è andato in TV e ha smontato la Wagner, Prigozhin delude i fan italiani. Un'ultima prima pagina prima di restituirti la linea. Siamo con Il Tempo di Roma: altro flop Conte Schlein, elezioni in Molise, naufraga il campo largo, PD e 5 Stelle con la sinistra di Fratoianni. Il candidato di centrodestra stravince e diventa governatore della regione. Tajani sul risultato del voto: un grande successo dedicato a Berlusconi. Siamo puntuali? Direi sì, proprio di sì. Come sempre, Angelo, assolutamente impeccabile. Quindi ci fermiamo soltanto per dare la linea alle previsioni meteo e torniamo con il nostro primo ospite. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì, quando l'anticiclone interesserà tutto il centro-sud Italia. Sole e caldo. Sul nord-est invece segnaliamo dei temporali in serata, Alpi, Prealpi e pianura centro-orientale, quindi tra Lombardia e Venezia. Sulla Sicilia cieli sereni o poco nuvolosi, tempo assolato dappertutto con venti deboli, mari quasi calmi o poco mossi. Temperature però che saranno estive, di caldo anche intenso sull'Agrigentino e sull'entroterra, superiamo i 30 gradi, altrove massime tra i 26 e i 30 gradi. Per quanto riguarda mercoledì, grandi cambiamenti non ce ne saranno, ancora tempo soleggiato, una bella giornata con
venti deboli o moderati e temperature però che saranno abbastanza elevate sull'entroterra, supereremo i 30 gradi, caldo intenso, meglio invece al mare perché le zone di mare saranno un po' mitigate dalle brezze e dai venti moderati. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travi Meteo. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, 7:58 minuti. Vorrei chiedere alla mia regia di farmi iniziare questo momento mostrandovi la schermata di una petizione su change.org, eccola qua, che è un po' la richiesta della realizzazione di un sogno, quello che oggi è solo un parcheggio di auto che possa diventare finalmente un giardino della memoria. L'immagine, il volto di questo sogno è quello di Salvatore Borsellino che è collegato con noi. Buongiorno a Salvatore Borsellino, fratello di Paolo. Siamo praticamente a pochi giorni dall'ennesima commemorazione e allora chiedo a Salvatore Borsellino che vuole, che desidera che Via D'Amelio, che attorno a quell'ulivo meraviglioso si possa creare un giardino della memoria. In questo strano paese c'è bisogno di una petizione per realizzare una cosa del genere. Ma quell'albero è qualche cosa per me di sacro, è qualcosa di sacro perché volle piantarlo nostra madre proprio nella buca che era stata scavata dall'esplosione di quel 19 luglio, di quella domenica 19 luglio, e che quella terra che è stata bagnata dal sangue mescolato insieme di Paolo e dei suoi ragazzi. Per me quell'albero è Paolo e sono i suoi ragazzi. Io quando vado a Palermo non vado mai al cimitero, vado in quell'albero e lì sento veramente di stare vicino a mio fratello, ma purtroppo quell'albero, così come 30 anni fa non c'era in quella via il divieto di sosta e questo facilitò il compito a chi preparò quella trappola mortale che spezzò la vita di mio fratello e dei suoi ragazzi, così anche oggi quell'albero è assediato dalle macchine che in sosta selvaggia da ogni parte lo circondano e le tante persone che ogni giorno vanno a trovare quell'albero provenienti da ogni parte del mondo e che si vorrebbero raccogliere, soffermare il raccoglimento sotto quell'albero, invece devono districarsi tra quella selva di macchine. Ecco, mi è venuto in mente la settimana scorsa, dopo le reiterate richieste di mettere un divieto di sosta, mettere dei dissuasori che sono sempre cadute nel vuoto, mi è venuto in mente di chiamare a raccolta le persone per l'opinione pubblica, per riuscire a ottenere e non soltanto quello che ha chiesto, ma qualche cosa di più, che venga istituito un giardino della memoria, che ci siano attorno a quell'albero delle aiuole, delle panchine dove le persone possano soffermarsi in raccoglimento come fanno purtroppo invece districandosi in mezzo alle auto. Devo dire che il primo giorno ero rimasto sconsolato perché nel primo giorno avevamo raccolto appena 1000 firme. Poi improvvisamente c'è stata la risposta delle persone, questo veramente mi ha riempito il cuore. Già ieri siamo arrivati a oltre 50.000 firme, ancora stanotte ho visto stamattina che sono arrivate durante la notte anche altre 5.000 firme che evidentemente non arrivano solo dall'Italia ma dove ci sono fusi orari diversi. E questa è una cosa che mi ha riempito veramente di gioia. Tra l'altro questa petizione ha smosso finalmente possiamo spiegare come fare a mettere la firma, perché è molto semplice, basta cliccare, basta fare un click su change.org per mettere la firma, è semplice, è immediato e quindi è alla portata di tutti e si fa davvero un'operazione, un'azione importantissima, perché poi non si riesce a capire com'è che non si possa fare un divieto di sosta in quel punto lì. Insomma, che cosa serve da un punto di vista burocratico? È così complicato, dico io? Ma guardi, finalmente dopo questa iniziativa la sovrintendenza si è mossa e intanto ha avviato una pratica per dichiarare
quell'albero per dichiararlo bene culturale e quindi vincolarlo. È soltanto un primo passo, ma io spero che da questo possa nascere quello che io veramente continuo a sognare, cioè un giardino dove ci sia non soltanto quell'olivo, ma anche degli altri alberi dedicati alle vittime di mafia. Purtroppo a Palermo ce ne sono tanti e non in tutti i luoghi nei quali sono avvenuti questi attentati è possibile avere un albero, avere un ricordo. Per esempio in via Pipitone Federico, dove hanno ucciso Rocco Chinnici poco tempo prima di Paolo, era il padre spirituale di Paolo, visto che il nostro padre era morto quando Paolo aveva solo 20 anni e il Rocco Chinnici aveva trovato un secondo padre. Anche lui verrà ucciso come Paolo con una macchina carica di esplosivo messa davanti al portone, però davanti a quel portone non è possibile piantare un albero. Allora io vorrei che si creasse un giardino della memoria dove ci fossero in via D'Amelio, oltre all'albero di olivo dedicato a Paolo, che viene chiamato l'albero della pace, perché vedete, mia madre ha voluto che i nomi dei ragazzi di Paolo e dei suoi ragazzi fossero messi in un ordine: Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela e poi Vincenzo e Walter, in maniera che i nomi facciano la parola pace e poi viva. Per questo viene chiamato l'albero della pace quell'olivo, e quell'olivo è sempre pieno dai ricordi che i giovani soprattutto che vanno a trovare Paolo e quei ragazzi lasciano a quell'albero, lasciano un fazzoletto, un foulard, un cappellino, una catenina, un braccialetto, qualcosa che abbia toccato il loro corpo. Qualcuno lascia anche un pacchetto di sigarette, come se Paolo potesse ancora fumare. Dottore Borsellino, Sì. mi perdoni se la interrompo. Sì. Stavo pensando a una medaglia, no? Con due facce. Da una parte ci sono questi giovani, perché la potenza e la forza espressiva di quello che è accaduto nel 92 è arrivato fino ai giovani di questo tempo, un perché ci sarà. E quella medaglia ha da una parte questa meravigliosa gioventù sensibile e dall'altra mi viene da pensare alle intercettazioni di Matteo Messina Denaro sprezzante rispetto alla stele di Capaci. Come guarda a questa medaglia e a quell'altra faccia di quella medaglia? Guardi, la medaglia sicuramente è molto più importante di quello che hanno fatto di mettere la figura di Paolo e Giovanni sulle monete da 2 euro. Qualcuno me lo dice me ne parla come se fosse una cosa bella. Io sinceramente quando è stata fatta quella cosa ho pensato che forse avrebbero dovuto coniare quei 30 denari con i quali è stato pagato a Giuda il tradimento di Gesù Cristo, perché purtroppo mentre li proclamano eroi stanno in qualche maniera distruggendo quello che era il loro patrimonio, il patrimonio di leggi che avevano lasciato per dare alla magistratura, alle forze dell'ordine, le armi per poter combattere la criminalità organizzata. A questo io penso che siano quelle discussioni che vengono fatte sull'abolizione del 41 bis, dell'ergastolo stativo, della legge sui collaboratori i collaboratori di giustizia. Quelle erano leggi che sono state segnate con il sangue di Paolo e di Giovanni, perché vennero approvate tramite un decreto legge che stava per decadere dopo la morte di Giovanni Falcone, e ci volle la strage di via D'Amelio perché finalmente al 7 di agosto del 92 quel decreto legge diventasse legge dello Stato. Ecco, una medaglia va bene, mettere la figura di Paolo e di Giovanni sulle monete da 2 euro che vanno in mano anche ai mafiosi non va assolutamente bene. Non va bene. Dottore Borsellino, oggi nei quotidiani si parlava, le leggeva Angelo, si ricorda Ustica, no? E si parlava sul quotidiano La Sicilia di diciamo di un evento che non avrà una verità, che almeno al momento non ha una verità. La verità delle stragi non c'è ancora, manca un libretto, manca un'agenda.
senza diciamo, riferimento a Matteo Messina Denaro, no? Ha sperato che si trovasse quell'agenda rossa in questo periodo? Guardi, su questa cattura di Matteo Messina Denaro io non sono riuscito ad esultare così come hanno fatto in tanti, ne hanno chiamato come un successo dello Stato. Io penso che una cattura di un latitante che avviene dopo 30 anni di latitanza non è un successo dello Stato, ma è una sconfitta dello Stato. Come sconfitte dello Stato sono state le latitanze di Provenzano, di Rina, che sono anche quelle durate dei decenni. E sinceramente non mi aspetto molto da questa cattura di Matteo Messina Denaro dal punto di vista della verità, perché che Matteo Messina Denaro parli è assolutamente improbabile, e anche gli archivi di cui si diceva che Matteo Messina Denaro di cui fosse depositario, purtroppo sarà difficile che vengano alla luce. Purtroppo io credo che Matteo Messina Denaro abbia contrattato in qualche maniera la sua rete e che quindi quegli archivi che potrebbero darci la verità su tante stragi avvenute nel nostro paese, perché dobbiamo ricordarlo questo, che il nostro paese è il paese delle stragi. Si comincia da Portella della Ginestra e poi c'è una serie incredibile di stragi che hanno costellato la vita del nostro paese. È difficile pure ricordarle tutte: la strage della Banca dell'Agricoltura, della stazione di Bologna, la strage di Ustica, la strage di Piazza della Loggia. Sono tutta una serie di stragi che purtroppo io ho definito in un altro periodo, ho definito delle stragi di Stato, così come ritengo essere stata la strage di Via D'Amelio. In quelle stragi ci sono state anche la complicità di pezzi deviati dello Stato. Se è vero, come è vero, che quell'agenda rossa che è stata sottratta dalla macchina di Paolo ancora in fiamme è stata sottratta purtroppo da mani che non erano mani mafiose, Borsellino, ma erano mani di qualcuno che aveva la divisa di carabiniere. E io non dico che sia stato lui a prendere l'agenda, perché d'altra parte c'è stata una sentenza in cui è stato assolto. Certo. Ma allora perché non si è indagato a chi ha portato quella borsa, chi può avere sottratto quell'agenda? Purtroppo queste verità ancora a 30 anni di distanza sono lontane da poter venire alla luce. Borsellino, ma un messaggio di speranza stamattina lo possiamo anche lanciare? Certo, ma quell'albero è un segno di speranza, quell'albero è un segno di speranza, è un segno di speranza, e infatti sono un segno di speranza anche quei tanti giovani che ogni giorno vanno a trovare quell'albero. Guardi, basta collegarsi alla pagina www.viadamelio.it per poter vedere quell'albero, vedere in tempo reale quell'albero. Io ho fatto installare una telecamera sotto quel castello Ottiveggio, dal quale probabilmente fu fatta la regia di quella strage, che inquadra costantemente quell'albero, e basta andare, come vi ho detto, sulla pagina www.viadamelio.it per poter vedere quell'albero e i tanti giovani che ogni giorno vanno a trovarlo. E questo è sicuramente un segno di speranza. D'altra parte anche mio fratello, morendo nell'ultimo giorno della sua vita, ha lasciato nella sua ultima lettera un segno di speranza, delle parole di speranza. Paolo, nell'ultimo giorno della sua vita, quando sa che a Palermo è arrivato l'esplosivo che servirà per ucciderlo, Paolo scrive parole come queste, scrive: sono ottimista, scrive, e sono ottimista, dice, perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani e no hanno un'attenzione ben diversa, scrive, da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Si accusa di indifferenza addirittura perché fino a 40 anni lui si era occupato soltanto di giustizia civile, però poi dice: quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. È come se Paolo, morendo, passasse il testimone dalla sua corsa, la sua corsa che si interrompe così bruscamente, la passasse ai giovani, sicuro che quei giovani riusciranno a arrivare dove lui purtroppo non è potuto arrivare, riusciranno a fare sentire in questo paese quel fresco profumo di libertà per cui
Paolo e i suoi ragazzi hanno sacrificato la loro vita. Dottore Borsellino, io la ringrazio, noi la ringraziamo per averci donato questa pagina bellissima di Buongiorno Sicilia, e questo traghettare verso la fiducia nei giovani è forse la cosa più giusta, più bella che possiamo fare. Siamo veramente, come dire, fremiamo dall'idea di poter documentare che quello nel giro di poco tempo possa veramente diventare il giardino della memoria. Lo documenteremo, ne sono assolutamente certa. Grazie, grazie infinite. Grazie infinite. Naturalmente tutti su change.org a firmare questa petizione. Speriamo, Angelo, di aver contribuito anche noi ad aumentare il numero delle firme. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi cambiamo completamente argomento. Parliamo di turismo, luoghi da visitare o che non possiamo visitare. A tra poco. Trovati a Buongiorno Sicilia, come ho detto prima della nostra pausa. Adesso ci occupiamo dei luoghi belli da visitare nella città di Catania, ma non solo, e di quelli insomma che magari in questo momento vorremmo visitare ma non possiamo. Però partiamo dalle cose belle. Intanto il turismo sfida il caro voli, Angelo. Quanto ne abbiamo parlato di caro voli, di problemi fino ad oggi con Aero Italia, eccetera. Però i turisti ci sono e soprattutto bersagliano in senso positivo la nostra isola, e devo dire Catania in particolare. A confermare questo dato c'è Giusy Belfiore, presidente Guide Turistiche Catania e vicepresidente regionale. Buongiorno Giusy. Buongiorno a voi. Allora, è vero, partiamo dal bello. Il turismo è veramente incredibile in questo momento e Catania, mi sembra di capire dai dati, è leader nelle scelte. Allora, Catania ha il grandissimo privilegio dell'aeroporto, nel bene e nel male, ne parlavate prima per la questione del caro voli, quindi diciamo che in maniera consapevole e inconsapevole arrivi a Catania. Fino a molto tempo fa la scelta era inconsapevole, cioè ci arrivavi, c'era l'aeroporto, magari passavi un paio di ore in città giusto prima, giusto dopo, però mano a mano nel tempo la scoperta della bellezza, la scoperta della vocazione culturale della città, che non è solo una città industriale perché l'abbiamo raccontata come Milano del Sud, ma ha di fatto il privilegio di essere una delle città dell'UNESCO, quindi di un barocco che non ha nulla da, come dire, di meno da invidiare alle città che sono, come dire, l'eccellenza rispetto a noi. E quindi questo turismo mano a mano spinto, comunicato, sollecitato, ha iniziato a crescere e quindi abbiamo cominciato a prendere consapevolezza della nostra bellezza. No, stavo immaginando, no? Perché il turista che arriva a Catania trova da una parte l'Etna, da una parte c'è il vulcano, arriva in città, ci sono tutti questi monumenti. Insomma, non manca, gli ingredienti ci sono tutti. Sono tutti. Ci sono tutti, ne abbiamo anche fin troppi. Ecco, ne avevamo uno poco fa che volevo far subito. Ecco, entriamo qui. Qui. Questa diciamo è una proiezione futura, mettiamola così. Questa invece è, credo, la realtà, no? Di un luogo assolutamente unico, per il quale però insomma i lavori sono sempre in corso, mi sembra di capire. Ne vogliamo parlare, Giusy? Sì, perché per noi le immagini che stanno scorrendo sono un po' il mal di pancia. Nel senso che il barocco è una certezza, è tangibile, è sotto i nostri occhi, è fruibile, ma dobbiamo imparare a distinguerci rispetto alle altre comunità che di barocco vivono. E poiché abbiamo altri elementi che ci riportano alla storia greco-romana, abbiamo una città nascosta che chiamiamo sotterranea. È quella che vedevamo anche, no? Un po'. Che è proprio quella che stavate passando, che è una città nelle immagini, che è una città bellissima, che è una città che racconta del potere di Catania, della storia romana, del suo anfiteatro fra i più grandi. Per cui anche i reperti archeologici che sono custoditi al Castello Ursino, insomma, sono tutta parte di questa storia che va dall'inizio, dalla sua fondazione fino ad oggi. L'abbiamo ricostruita 9 volte questa città, siamo resilienti o di teste di pietra lavica, ma questa storia è fra noi. Quindi vedere questi edifici inaccessibili per noi è un danno emotivo, ma è soprattutto un problema che risulta un danno economico. Ma i turisti chiedono di poter avere accesso e visitare questi luoghi? I turisti adesso hanno un altro sistema che non è semplicemente la guida o il passaparola. Loro vanno online, dove viene raccontato di tutto. Ci sono delle guide scritte da signori americani, uno per tutti Rick Sims, che raccontano di Catania in una maniera insolita e a noi sconosciuta e che valorizzano e segnalano edifici e monumenti che molto spesso invece sono oggetto di grandi problematiche. Quelle sono le Terme della Rotonda, quelle immagini che stanno passando adesso.
adesso, inaccessibile. Anfiteatro Romano, inaccessibile. Terme dell'Indirizzo, inaccessibili. È un patrimonio enorme. Se noi pensiamo che il parco archeologico di Catania è fra i più grandi dopo Roma, l'inaccessibilità di tutte queste strutture, o la parziale accessibilità del Teatro Romano per questioni contingenti che però durano da un paio di anni, diciamo che diventa un danno, no? Nel senso che vai in città, vedi le chiese barocche, fai una passeggiata in Vietnea e basta? Allora, siccome abbiamo valorizzato il sommerso, quello che non si vedeva da un punto di vista archeologico, abbiamo imparato a dire che non è la via Etnea che dovete andare a visitare, ma è quella più il resto. Se il resto non manca, è chiaro che l'offerta culturale della città è zoppa. Sì, ma spieghiamo perché manca però, Giusy, diciamolo anche al pubblico che ci segue in tutta l'isola, perché poi andremo anche a capire quali situazioni simili ci sono nel resto della Sicilia. Allora, manca perché manca il personale per l'apertura di questi siti. E abbiamo chiesto a più e più riprese, noi abbiamo i colleghi, cioè siamo tutti pronti a dare una mano. Capisco che la burocrazia, la parte servono dei concorsi per assumere? Cosa bisognerebbe valutare l'ipotesi di selezionare del personale che possa attraverso dei concorsi venire a lavorare presso i siti. Diciamo che a livello regionale parlano di numeri che sono incompatibili con l'apertura dei siti e quindi Catania è la più chiusa delle province da un punto di vista che regionale. Questi sono patrimonio della regione, quindi esatto, mettiamo naturalmente le responsabilità al posto giusto. E allora noi ci rivolgiamo alla regione. Ci rivolgiamo alla regione, punto. lo faremo sicuramente, perché voglio dire è assolutamente incomprensibile, no? Come un flusso così importante di turisti non possa poi avere soddisfazione, perché il turismo, non so se soltanto quello straniero, ma anche il turismo interno, va proprio, come diceva Giusy, a cercare quelle cose che trova e poi chiuse. Che sono quindi un'unicità. Ecco, oggi come oggi una guida a Catania, che giro fa fare? Come dicevi tu, la Vietnea? O quello che avrebbe magari immaginato di fare, lo mettiamo insieme, no? Allora, diciamo che grazie alla creatività mettiamo insieme le chiese, abbiamo il Castello Orsino ancora disponibile, anche se, esatto, c'è anche questa dolente nota, va migliorato e siamo contentissimi, va sistemato, restaurato, il deve darsi un po' fare un make up, ma significa chiuderlo, quindi se chiudi anche il castello il resto rimane chiuso, ahimè, guai ai vinti. Casa Verga, stessa cosa, è aperta la mattina con grandi problemi, con grandi difficoltà, per cui abbiamo le terme achilleane che sono gestite dalla Curia, quindi attraverso il Museo Diocesano si possono andare a visitare, le offriamo come alternativa. Andiamo a cercare la grotta di scorrimento lavico dell'Ostello che ci ospita molto gentilmente, cerchiamo di andare in giro per Palazzo Biscari che, come dire, grazie alla famiglia di Moncada è sempre disponibile alle visite, il Teatro Bellini con il quale stiamo facendo un lavoro grazie al sovrintendente dottor Cultrera e alla sua organizzazione che ci ha dato la possibilità di aprirlo e di renderlo visitabile. Altra cosa che veramente è una piccola perla poco conosciuta e forse mi sarò dimenticata le chiese, appunto dicevamo prima, perché grazie alla buona volontà delle suore di San Benedetto e di Padre Calambrogio sono aperte alcune della Via dei Crociferi. Il mito di Sant'Agata regge anche sull'internazionale, cioè loro conoscono i luoghi, non lo chiedono, ma voi li mostrate? Noi li mostriamo, Sant'Agata è un must, tant'è che il luogo più visitato è l'androne del Palazzo di Città, dove ci fermiamo tutti perché i filmati, la carrozza del Senato fanno la loro parte, però quello che ho detto è un lungo elenco, ok? Rispetto a questo elenco sarebbe bello fare un elenco serio di tutto quello che sarebbe visitabile. Scopriremmo che io ho elencato forse un terzo di quello che di fatto è il patrimonio della città. Abbiamo anche l'Iocio, come vediamo, in ristrutturazione, quindi è proprio un periodaccio. E siamo un po' in ritardo rispetto a quelli che erano i lavori, perché si era previsto a metà giugno la riapertura. Adesso non si vede manco l'elefante. Ecco, perché adesso è stato ricoperto, nonostante ci sia queste opere di street art che vengono mostrate attorno, però il simbolo della città è scomparso. Anche perché arrivano tutti cercando l'elefante, quindi gli mostriamo un succedaneo, quello che sta dentro il palazzo degli elefanti, però. Insomma, c'è parecchio da fare da questo punto di vista. Ora, il turismo sappiamo è elemento, anzi, è una fetta della nostra economia, importante, importantissima. Ma se non facciamo in modo che
si possa incentivare, se non riusciamo a mettere insieme, non dico delle guide, ma delle persone che possano anche aprire forse questi siti, Sì. perché qui si tratta anche di aprirli. È quello, è proprio quello. E allora all'assessore regionale alla cultura, immagine e beni culturali, va rivolto un appello stamattina da Buongiorno Lo Sicilia, rivolgiamo ufficialmente, perché si possano dare le chiavi in mano a persone chiaramente competenti per poter avviare anche una riscoperta di questa Catania che purtroppo rimane nascosta e chiusa. Sì, anche perché io dico sempre, noi siamo compressi geograficamente e quindi turisticamente fra due bellezze dalla storia lunga nell'ambito del turismo, che sono Taormina e Siracusa, quindi paghiamo lo scotto della posizione, e se non valorizziamo e facciamo uno sforzo ancora maggiore per poter portare avanti il turismo e dire che ci siamo anche noi, come i piccolini, no? Gli ultimi figli o i mezzani spesso. No? Perché ma nelle altre città siciliane lo stesso problema si pone oppure no? Diciamo che le altre città hanno il vantaggio turistico-economico della posizione, e quindi un affidamento a terzi che ha reso da un punto di vista regionale il vantaggio della regione, quindi il vantaggio della gestione e dello sbigliettamento, ma il problema del personale esiste dappertutto. Quindi il problema è minori... assolutamente complessivo per la nostra isola. Sì, perché i siti minori... Chiudiamo velocissimamente, siamo veramente alla fine del nostro momento. Il sindaco di Taormina, hai citato prima Taormina, sta facendo una battaglia pazzesca per la valorizzazione di Taormina, delle sue bellezze. Catania è una città, appunto, come dicevi, estremamente bella architettonicamente. Che te ne pare di questa invettiva rispetto appunto alla possibilità di come dire, far pagare appunto agli impresari, a chi porta eventi proprio solo per il fatto di essere in quel luogo? Chiaramente andrebbero tutto nelle casse dei comuni, però insomma secondo me va condivisa. Va condivisa, perché effettivamente se lavorare a Taormina nel momento in cui arrivano i concerti o gli spettacoli, diciamo che è una bolgia, è difficilissimo, è difficile fruizione anche per il turismo stesso, quindi bisogna combattere, valutare, va bene. Allora, noi ringraziamo Giusy Belfiore e buon lavoro naturalmente, perché insomma di lavoro per le guide turistiche ce n'è tantissimo. Ci fermiamo e torniamo tra poco. Buongiorno Sicilia, su Antenna Sicilia sono le 8:28 e allora io sorrido perché vedo strumenti musicali, è un fatto proprio, anche tu Angelo? Sì, sono strumenti musicali che non si vedono solitamente sui palcoscenici, no? Insomma, quando si va a vedere, che ne so, un rocker, non c'è questo strumento. Però in certi palcoscenici si vedono e come, che rappresentano le etnie, ed è stupendo poter parlare di tradizione. Sul palcoscenico del Marranzano World Fest, sicuramente di marranzani e non solo, ce ne saranno tanti. Quindi buongiorno a Luca Recupero, organizzatore di questo festival bellissimo, e Manola Michalizzi, artista. Ciao ragazzi, ben arrivati. Vi dico ragazzi, vi va bene? Assolutamente. Perché poi chi suona, chi fa musica, chi è nell'arte è sempre ragazzo, non ci sono discussioni. Allora, questo festival sarà un'occasione, 3 giorni che si vivrà appunto a Catania, è un episodio diciamo bellissimo che si ripete per la 14ª volta. Siete al Palazzo della Cultura appunto a Catania e saranno 3 giorni non solo di spettacoli, ma di grande occasione per tuffarsi nella tradizione, nelle etnie, con un filo conduttore? Beh, certo, allora il Marranzano intanto prendiamolo, no? Questo strumento dalla forma caratteristica che in qualche modo alla vista e ancora di più al suono in qualche modo ci trasporta immediatamente in Sicilia, e che è stato ahimè usato anche come stereotipo, se vogliamo, di una Sicilia un po' retrograda, un
negativo, ecco, negativo come anche un po' negativo, è stato chiaramente associato a tutte le parti, anche se vogliamo, legate allo stereotipo mafioso del siciliano, con la coppola e la lupara, e che invece è un grandissimo strumento di collegamento con la modernità, con il futuro e con il resto del mondo, perché noi lo pensiamo come strumento tipicamente siciliano, ma in realtà esiste in forme diverse in tantissime parti del mondo, potremmo dire in tutto il mondo, ma in realtà, ecco, sicuramente in tantissimi paesi del mondo la pensano proprio come noi. Ma il suono, questo è quello tipico nostro siciliano, ma gli altri marranzani producono lo stesso tipo di suono? Allora, o c'è qualcosa di diverso? Sicuramente c'è qualcosa di diverso, e il Marranzano Warfest è anche l'occasione per scoprire i suoni incredibili che si possono produrre con dei piccoli strumenti come questi, che sono in circolazione si suppone da circa 3000 anni e che producono un suono assolutamente moderno, con il quale si può andare dalla tarantella tradizionale siciliana alla techno. Lo strumento che ho qui non è del tutto casuale, perché è uno strumento costruito in Giappone. Quest'anno tra gli ospiti straordinari della nostra Marranza Night, che è l'ultima sera del festival, cioè si fa un gioco di parole tra Marranza Night, cioè la notte del Marranzano, ma anche in italiano si potrebbe leggere Marranzanite, cioè quella specie di sindrome acuta che a un certo punto ti colpisce nel momento in cui inizi a suonare, non puoi più farne a meno. Ma quanto è pericoloso utilizzare uno strumento? Più o meno come andare in bicicletta. No, perché magari si pensa che ci possa essere... No, si pensa forse che possa essere in qualche modo inficiata, insomma, la lingua. Si pensa erroneamente che ci si possa far male ai denti, cosa che in realtà non è tanto facile, è veramente molto difficile farlo. Ripeto, andare in bicicletta, magari mentre imparo posso cadere, mi sbuccio un ginocchio, ma poi una volta che imparo non c'è più nessun pericolo. Allora, io vorrei seguire un attimo la nostra regia, che sta mostrando tra l'altro il cartellone, no, di quest'anno, dove ci sono grandissimi artisti. Vuoi citarne qualcuno? Senza dubbio, ecco, partiamo da Bionkai, il nostro suonatore di scacciapensieri giapponese, che appunto è un pioniere del marranzano in chiave techno, elettronica. Ma se torniamo alla prima serata, i nostri concerti sono sempre un viaggio che parte dalla Sicilia, con i Casentuli che fanno musica tradizionale siciliana per strumenti a corde ma con il marranzano, si passa dall'Africa, si passa da altre regioni d'Italia con Francesco Loccisano e Andrea Piccioni, poi si arriva al Brasile, che diciamo è la punta della nostra prima serata, e a cui abbiamo una delle punte di diamante del nostro programma. Su Brasile pensavo a Manola, affascinata da sempre dalle atmosfere brasiliane. Assolutamente sì, sono veramente grata innanzitutto di essere qua, che mi avete invitato, ma soprattutto di essere per la seconda volta dopo tanti anni al Marranzano, con questo progetto nuovo, tutto fatto insomma proprio a proposito del festival, no? Perché quest'anno c'è un tema sulle corde, e naturalmente il tema sugli strumenti a corde ci porta quasi inevitabilmente in Brasile, e quindi insieme a un grande chitarrista che è Roberto Taufik ci sarà Manola Michalizzi, che concluderà lo show insieme a Mario Venuti, insieme anche a uno special guest d'eccezione che è Mario Venuti, che da sempre insieme alla scuola di samba. No, ma perché tra l'altro, eccola qua, allora Marranzano Warfest, leggiamolo, tessiture sonore, questo ovviamente è il tema, intrecci di corde e culture, e tu sarai protagonista il 30 insieme a Mario della serata. No, tra l'altro Mario è un appassionato da sempre, no? Della capacità tra l'altro di fare arrivare, di mischiare, no? Le culture, soprattutto nell'ultimo lavoro. Peraltro complimenti a Mario, perché so che ha vinto un premio proprio fresco per il suo nuovo singolo, e Mario l'ha usato il marranzano, l'ha fatto usare. Credo che sarà la prima volta. Ecco, vedi? Allora ci state dando un'anticipazione. Quindi Brasile, che è un po' il sud del mondo. C'è un legame in questo festival? Ci sono tantissimi legami con il Brasile, soprattutto tra la Sicilia e il Brasile, proprio musicali secondo noi, secondo la verità, sia dal punto di vista della musica classica brasiliana, sia proprio quella folk. Infatti il marranzano rappresenta il birimbao,
Il birimbao però è uno strumento che simula una corda della chitarra e viene dall'Africa, ma è stato portato dagli schiavi in Brasile si suona con le mani, mentre il marranzano simula appunto il suono del birimbao, si suona per bocca, infatti in Brasile lo chiamano birimbao de bocca. Però c'è anche... E c'è il pandeiro, che è il tamburello siciliano. È il tamburello, no? Perché noi ci raccontavamo un po' i fatti nostri, no? E sa molto di folk il tamburello, non c'è dubbio. Una proprio sostituisce in pieno la batteria in tutta la musica brasiliana. Con un solo tamburello e una batteria, anziché tutta la batteria. Allora Angelo, senti, siccome noi siamo, come dire, molto curiosi di capire se riusciamo ad avere anche dei suoni che in qualche modo ci legano a questo festival che sta per partire, siccome avete gli strumenti, abbiamo la voce meravigliosa di Manola, non è che magari al pubblico di Buongiorno Sicilia, in un contesto completamente diverso, insomma dal palcoscenico, riuscite a darci un assaggio di quello che si potrà vedere? Possiamo provare appunto una piccola inedita versione di marranzano in versione birimbao. Quanti maranzani hai un tu? piccolo Aspetta, accessorio perché il birimbao comprende anche il cascisci. Il cascisci, in questo cascisci. caso abbiamo un piccolo cosetto e ganzà, piccolo ganzà. ganzà. Ci possiamo provare? Allora, noi ci proviamo, facciamo proprio una presentazione ad hoc, ci presentate? Manola Michalizzi, Luca Recupero. Cosa ci presentate? Il brano? Il brano è un brano della cultura afro-brasiliana di cui non ricordo il titolo perché è proprio popolare, forse neanche ce l'hai il titolo. È una colonna sonora da capoeira, diciamo. Esatto. No, per dirvi che è una roba tutta assolutamente improvvisata, ce ne stiamo accorgendo, ci proviamo. Arriva questa ondata di calore da Buongiorno Sicilia al nostro pubblico, a voi. A te. Vediamo. Vem pra cama, meu bem, me pega agora, me dê beijo gostoso, pode abrir, me amassar, que é só quando beijo ele passa. Quero ver você, ele aê, passa por aqui. Quero ver você, ele aê, passa por aqui. Chiquidegam, chiquidegam, chiquidegam. Bravissimi! Allora, io interpreto l'applauso del nostro pubblico che ci segue, Grazie. Angelo, sono assolutamente sicura. Gli artisti, quelli bravi, quelli veri, non hanno paura di improvvisare, vanno assolutamente liberi come il vento. Grazie, davvero. a voi. È stato un Grazie a voi. gustosissimo assaggio. Invitiamo il nostro pubblico ad andare numeroso al Maranzano World Fest a partire dal... Venerdì 30 giugno, ma poi anche sabato 1 e domenica 2 Quindi luglio. fine settimana. Sì, tutto il fine settimana al Palazzo della Cultura, quindi un altro posto meraviglioso. Naturalmente della città di inserito nel cartellone del nostro Summerfest a Catania, perché insomma ricordiamo che c'è tutto il pubblico regionale che ci segue e insomma bisogna arrivare anche dalle altre province, perché no? Grazie davvero. Grazie. Con questo momento adesso ci fermiamo, ma se insomma eravate col sorriso, restate col sorriso, perché adesso ci gustiamo una pillola dedicata a Insieme. È tornato il maestro Gino Paoli, è veramente un grandissimo onore, davvero, veramente. Questo pezzo volevamo dedicarlo alla SIAE. Grazie. Grazie.
Mi sembra una dedica sicuramente opportuna. Stavo pensando, Angelo, dura vita per il tecnico, che insomma, no? Certe volte non ci dimentichiamo mai di quanto sono preziosi per il nostro lavoro. Ha apprezzato tantissimo, mi dicono dalla regia, il suono del tamburello e del marranzano, il nostro astrologo Marco Amato, con il quale ci colleghiamo. Buongiorno Marco, come stai? Buongiorno a tutti. Ma tu hai una tazzina diversa ogni giorno? Ogni giorno perché sono collezionista di tazzine, perché per me il caffè è un rito. Amo sempre dare il buongiorno così ed è un augurio a tutti di un'ottima giornata. Ti è piaciuto il nostro momento musicale, Marco, oggi? Moltissimo, anche perché il pezzo che hanno fatto benissimo, improvvisando, con quei sound molto immediati, è un pezzo di una canzone di Mario Venuti che si chiama Fortuna, che io amo tantissimo. Nato danzando. Ti volevo far cantare, Marco, c'è un momento così. No, non cantiamo. Allora, Angelo, lo sai di chi parliamo oggi? Secondo me lo sai. Sì, lo so. Lo sai, tu che sei un esperto di cose reali. No, non è vero, ma nemmeno io, Marco, nemmeno io, non sono un'appassionata, però di Harry e Meghan, insomma, ne parla il mondo. Tutto il mondo. Pare però che siano stati descritti come autori di un vero e proprio flop. È un brand che non funziona più. È un brand che non va, ma lo dice una testata autorevolissima, Angelo, il Wall Street Journal. Com'è questa situazione in questo momento per questa coppia, Marco? Ci sono anche delle ragioni zodiacali, perché per esempio occorre comunque un Giove per lanciare un brand o una buona attività commerciale, ed ecco, non è propriamente il caso del principe Harry in questo momento, proprio perché è un Vergine ascendente Capricorno. Quindi sono i segni di terra che hanno avuto questa botta d'arresto che riguarda proprio i pianeti Giove e Saturno, che riguardano l'imprenditoriale, proprio perché formano degli aspetti un po' complicati, anche se non proprio distonici, per cui penso proprio che il brand si riprenderà. Toro, Vergine e Capricorno tendono molto a oggettivizzare un po' tutto. Nel caso del principe Harry, che è un segno che parte dall'analisi, Vergine, è che caparbio tiene molto all'obiettivo col suo ascendente Capricorno, quindi anche le prese di posizione del principe sono molto coerenti col suo piano astrale. Parlando di Meghan, per cui ho una certa simpatia, anche perché mi piacciono molto le persone un po' contro, lei è una Leone ascendente Cancro. Il Leone è un segno zodiacale che assolutamente si fa garante del proprio milieu familiare, di ciò che sente suo come viscerale. Il Cancro, tra l'altro, l'ascendente, è anche il segno zodiacale di Lady Di, quindi non mi stupisce che Harry trovi in Meghan una dolcezza insospettabile nell'intimo che magari potrebbe anche ricordare la madre. Sicuramente una coppiata di caratteri forti e anche un po' protervi a volte, ma sicuramente la difesa di Meghan e la caparbietà di Harry ci fanno assistere anche alle loro evoluzioni un po' complesse. Ecco, vedi? Cioè, tutte queste cose io le ignoravo. Angelo le ignorava. Angelo... No, però devo ammettere, voglio dire, la mia impreparazione totale. Però no? io ho colto una cosa, Angelo, che voglio cogliere insieme a te. Marco ha detto che Meghan gli fa molta simpatia perché è un personaggio controverso o comunque un personaggio verso il quale si accaniscono un po', no, perché è vista come quella che ha spaccato in qualche modo la quiete pseudotale della corona inglese. Dico pseudotale perché la corona ha sempre avuto problemi, che mi sa che Marco si sente un po' paladino, no? Dei personaggi che sono un po' più avversati. È così? Non ho sentito bene perché sento piano. Allora, ho detto che ti piace Meghan perché è molto avversata, quindi è forse una tua propensione a difendere chi in qualche modo è attaccato?
Assolutamente sì, proprio perché, come dicevo prima, sapete che la leonessa in natura è una delle madri più feroci che esistono, proprio perché è disposta a tutto pur di difendere i suoi cuccioli o ciò che ama nel suo ambiente. Il cancro, che è il suo ascendente, che è il segno della mamma, dell'abbraccio, della dolcezza e della protezione, in realtà fanno di lei una bravissima Giovanna d'Arco che vuole difendere a tutti i costi proprio ciò che ha. Può sembrare controverso intorno alla corona, sicuramente, però i caratteri forti che riescono anche a dire no alle convenzioni così strutturate come possono essere quelle del protocollo reale, personalmente mi affascinano, ma diventano poi dei casi così emblematici e comunicativi come il caso di Meghan, ecco. Benissimo. Lo trovo molto affascinante. Allora, sono curiosissima di due cose, Marco. Intanto di vedere la tazzina di domani e poi di vedere, anzi di sentire di cosa parleremo domani, su quale personaggio punteremo la nostra attenzione. Per cui ti auguro buon lavoro, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a Marco Amato, il nostro astrologo, e peraltro sentite quotidianamente sulle nostre reti. Adesso, Angelo, però io vorrei sapere quale notizie curiose, particolari hai trovato nella lettura dei giornali, perché lui approfondisce e poi ci regala delle chicche. Sì, però stamattina l'attenzione mi è caduta su un tema che risulta essere un po' arido, cioè il PNRR. Perché? Ecco. Perché si parla di asili nido, e allora questo tema in qualche modo mi ha catturato la mia attenzione, perché il tempo è scaduto e il 20% dei comuni sfugge alla scadenza di giugno. Significa che il 20% dei comuni italiani che erano interessati probabilmente a costruire un asilo nido potrebbero perdere questa grande opportunità. Il governo ha chiesto alla Commissione dell'Unione Europea di uno slittamento per l'affidamento dei lavori al 30 di settembre, quindi si spera che in qualche modo è un'occasione irripetibile, un'occasione che non va assolutamente persa. Insomma, alle scuole dell'infanzia, per i più piccini è importante che ci siano delle strutture che possano accoglierli al meglio, e ci sono dei fondi che possiamo utilizzare, perché no? E il conto alla rovescia scrivono stamattina i quotidiani, noi siamo andati a prendere la notizia dalla Repubblica, per questi comuni che sono riusciti a tagliare il traguardo ormai di 24 ore, però si spera di allungare sino al 30 di settembre la possibilità di poter fare queste strutture per i più piccoli. Noi parliamo sempre, Angelo, PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa una cosa arida, e resilienza, ma è una cosa importantissima, sono tanti soldi che arrivano dall'Europa ma che dobbiamo spendere bene, quindi questi sono tutti obiettivi da raggiungere, speriamo di raccontarli. Speriamo c'è altro? Diciamo stamattina c'è poco da questo punto di vista, c'è una cosa interessante. Dai, un'altra. Vediamo se riusciamo a farla vedere ai nostri telespettatori, perché si parla di cinema. Harrison Ford, allora non potevamo che cogliere questa occasione. La vita, vedi, la mia vita con Indiana Jones, l'attore torna nel ruolo che insomma lo ha iconizzato in 40 anni, mi ha insegnato tanto sul mestiere e non ho nostalgia, mi piace essere vecchio come mi piaceva essere giovane. Questo è quello che dice Indiana Jones, che ha presentato a Taormina l'ultimo capitolo di questa saga davvero spettacolare di Indiana Jones, con tante scene peraltro girate nella nostra Sicilia. Allora, guarda che faccio, Angelo, noi ci conosciamo da una vita, mi mettevo gli occhiali prima per leggere? No, adesso mi metto gli occhiali. Mettiamo gli occhiali e ti chiedo se tu sai che il 27 giugno del 1861 nell'esercito italiano si costituisce il corpo veterinario. Lo ignoravo. Comunque adesso io chiedo a te se sai che il 27 giugno del 1984 in Germania un signore si chiamava Karl Benz ottiene il suo brevetto per il motore a combustione interna e inizia praticamente l'era dell'autovettura. Nel 1898 siamo a Newport, USA. Joshua Slocum, a bordo del mitico Spray, completa la prima circumnavigazione in solitaria del globo. Dunque era partito il 24 aprile del 1895 da Boston, un viaggio veloce. E poi 1927 a Ventimiglia nasceva il papà dello Zecchino d'Oro, il mago Zurlì, Cino Tortorella. 27 giugno del 34
A Parma nasceva il poeta, scrittore, regista, sceneggiatore e anche giornalista Alberto Bevilacqua. 1954 a Mosca, attenzione, questa è una data importante, viene messa in funzione la prima centrale nucleare al mondo. 1955, cambiamo assolutamente immagine, a Parigi nasce, guardate quanto è bella, una delle migliori attrici francesi, vincitrice di 5 premi César, parliamo di Isabelle Adjani. E poi nel 1962 a Palermo, con una tesi su il fine dell'azione delittuosa, a soli 22 anni, Giovanni Borsellino si laurea in giurisprudenza con 110 lode. Siamo al 27 giugno del 1970, il gruppo rock Smile cambia nome. Pensa, nascono i Queen. 1980, la strage di Ustica, ne abbiamo parlato questa mattina, il DC-9 dell'Italia è stato colpito mentre era in volo da Bologna a Palermo, è esploso nei cieli, ci sono 81 le vittime, 13 bambini, ancora oggi abbiamo sentito è stata archiviata una delle inchieste, non si sanno e non si conoscono le dinamiche di questa strage. Andiamo al 1980 e siamo a chiudere, quindi secondo me fra poco parte pure un po' di musica a San Siro, Milano. Bob Marley tiene il primo concerto nell'impianto Meneghino, quindi insomma torniamo davvero indietro proprio a quell'evento per chiudere in bellezza e in reggae la nostra puntata di oggi con Could You Be Loved, proprio appunto la canzone interpretata quella sera. Angelo, buona giornata. Buona giornata anche Ci a te. vediamo domani, naturalmente al nostro pubblico sarà ancora Buongiorno Sicilia. A ecco domani. qua la musica. Put your